Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti anche oggi alla quinta o sesta live sul Abbiamo perso il Facebook nel conto. diario del Marietto Veneziano con più di 3.000 iscritti e vi ringrazio che vi siete iscritti. Bravi. Adesso Hildegarda si è appena svegliata, vedete che c'è. Sì, ho la colazione davanti. Ha la colazione davanti e anch'io di lato, no? Ma Spostiamo. visto che io faccio Zorro con la mascherina, lo bevo dopo questa Dopo. live. Bene, la Hilde vi ricorda che stasera abbiamo. Che cosa abbiamo, Hilde? Abbiamo due appuntamenti il lunedì, abbiamo il gruppo su Telegram I Magi Cercieri Bertoldini, dunque un appuntamento aperto a tutti, il gruppo infatti è aperto a tutti, è gratuito, basta avere l'app Telegram installato sui propri dispositivi e aver cliccato il link di invito. Dunque, se ancora non l'avete fatto e vi interessano gli argomenti dell'esoterismo, della radionica, della radiestesia e della cabala, siete i benvenuti. Noi condivideremo con voi quello che sappiamo e rispondiamo anche a domande, dunque siamo contenti se Sì. passerete del tempo con noi. Dedichiamo infatti a questo spazio, a questi argomenti, un'ora ogni settimana. Quanto il costa lunedì. venire nel nostro gruppo? Niente, È gratis. quindi è gratis. Subito dopo si cambia direzione, si cambia canale, siamo sul canale YouTube della Hildegarda Brava. con la diretta, però questa sera ospite il Marietto Veneziano sarà in compagnia Mi con paga, noi. mi paga. Sì, sì. Dunque risponderemo gratuitamente a una domanda per ciascuno. Generalmente iniziamo alle 9:30, l'orario di fine. 10, sì. 10 e un quarto, dipende un po' da quanto ci sentiamo in forma, comunque almeno mezz'ora insieme. Bene, dunque abbiamo questi due appuntamenti, e per questo anche che siamo qui a ricordarveli così che oggi sappiate che siete impegnati con noi, Però se la volete. Hilde, Sì. la Hilde e il Marietto hanno non scoperto, ma ricordato, diciamo così, la Certo. diciamo adesso, che ci sono delle cose, perché alcuni clienti già anni fa, mesi fa, insomma settimane fa, insomma, mi chiamano e mi dicono, ma sai, ho fatto un'operazione magica, io chiaramente spiego sempre che ci vogliono delle tempistiche lunghe e dipendenze sempre da vari fattori, però bisogna sempre calcolare da 1 mese a 9 mesi, quando poi si fanno rituali di alta magia o propiziatorie, l'ideale è 9 mesi, però insomma la gente ha fretta. E cosa succede quando la gente ha fretta? È che sapete che alcune cose non vengono bene. E poi bisogna dire anche che ci sono persone che, e qui entra in scena la Hilde che è esperta in astrologia e vi vuole dire alcune cosine. Adesso parliamo appunto di come, buongiorno Antonella, Buongiorno Antonella. di come, buongiorno Veronica, Buongiorno Veronica, buongiorno Antonella ancora, deve essere la gemella. che ha dato l'annuncio che sta guardando soltanto Ah. adesso. Allora, c'è una strettissima connessione fra astrologia e magia. In effetti, i maghi, anzi diciamo i magi, perché già i re magi nella Bibbia vanno a trovare Gesù bambino perché avevano visto determinate condizioni astrologiche e sapevano che sarebbe nato qualcuno importante. Dunque indirettamente ci viene detto come l'astrologia riesca non solo a prevedere delle cose, ma può essere usata ovviamente da iniziati o dagli esoteristi per capire in anticipo certe situazioni oppure per dirigere determinate forze astrali che viviamo giorno dopo giorno. Queste forze astrali sono presenti sia al momento della nostra nascita e dunque creano una determinata situazione, ma anche influiscono costantemente perché gli astri non si fermano, ovviamente, continuano con il loro moto a influenzare la nostra vita. Questo è un argomento ben noto ai magisti che infatti consigliano determinate condizioni astrali per operare nell'occulto, soprattutto per i neofiti, perché è difficile sovrastare e piegare le forze astrali avverse. Dunque è importante conoscere quali sono le condizioni del momento in cui si opera Esatto. e sfruttare al meglio quelle condizioni. Dunque
perché la prendo da questa prospettiva? Perché esistono sia le forze favorevoli, appunto, che possono essere utilizzate per favorire appunto e per rafforzare alcuni scopi, alcuni intenti, ma esistono anche le forze contrarie. Dunque, in certe circostanze è bene non operare a meno che non si sia proprio a un livello di maestria tale da aver superato gli influssi astrali. Ma c'è anche un altro fatto. Esatto. Oltre all'influsso, diciamo così, del momento, oltre a determinate circostanze favorevoli o sfavorevoli, alcune persone hanno nella loro connaturazione astrale, cioè al momento della loro nascita, una specie di protezione da parte degli astri o di alcuni astri. È qui che casca il magista. È qui che casca il magista, Ciao perché... Giulia. Buongiorno Giulia, perché non solo dunque si deve operare in base a certe condizioni astrologiche, astrali, astronomiche, diciamo così, per ottenere determinati scopi, ma se si opera su terze persone, dunque se non si lavora su di sé, ma si opera su terze persone, è importante sapere che al di là degli influssi del momento, anche la persona potrebbe avere una data su cui dobbiamo lavorare, potrebbe avere una data configurazione astrale che la rende impermeabile all'opera occulta. Cioè è protetto. Praticamente ci sono persone che hanno una protezione astrale. Come se fosse un sigillo vita gratis. Sì, esatto, nascono con una tutela dagli astri, nel bene e nel male, ovviamente, perché può essere favorevole nel caso in cui quella persona riceva attacchi occulti, ma può essere anche sfavorevole se invece volesse propiziarsi con le operazioni magiche determinati risultati. Dunque diciamo che questa protezione ovviamente è alla lunga comunque favorevole, perché sicuramente tutela la persona Sì. diciamo dalle aggressioni di terzi o comunque da certe forme nefaste, anche solo di forme pensiero. Sì, quindi anche In il alcuni mago, casi il mago si fa addirittura un mazzo. a vuoto, in alcuni casi addirittura alcune configurazioni astrali fanno da boomerang, nel senso che se qualcuno opera su queste persone, questa operazione gli torna indietro, non dico aumentata, proprio gli torna indietro, così come è stata fatta, dunque nel bene e nel male. Abbiamo a questo punto certi soggetti estremamente ricettivi e certi altri assolutamente impossibili da lavorare. Per questo esistono tempistiche diverse, esiste la possibilità di un fallimento in certe operazioni. È chiaro che questo fallimento è nei maghi che non hanno raggiunto uno sviluppo tale da superare gli influssi astrali. Questo è importante da dire perché molti appunto chiedono ma quanto ci vuole per vedere il risultato, senza contare che il risultato potrebbe non venire mai a causa di determinate protezioni come dei sigilli astrali imposti alla nascita su determinate persone che le proteggono. Il problema è che se non si sa a priori quando si inizia a operare non si riesce a capire come è protetto quel tipo lì. Magari uno pensa, magari si è fatto fare una protezione, nella realtà la protezione gli ha data la Keter. Esatto, nasce già con una protezione occulta. Col giubbetto antiproiettili. Sì. Dunque, oltretutto ripetiamo anche che i tempi di assorbimento del condizionamento astrale sono differenti da soggetto a soggetto. Qualcuno manifesta quasi istantaneamente perché è come se fosse aperto completamente alla ricezione dei condizionamenti. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Tiziana, ben arrivata. Sì, ben trovata. Ben Altri invece completamente refrattari. Dunque il grado e la rapidità di assorbimento varia da soggetto a soggetto. Chiaramente già. Ciao Antonia, ciao buongiorno. Antonia, ciao. Il grado, dunque il magista che opera su una persona dovrebbe poter fare tutti questi accertamenti anche nel momento in cui si intraprende un'operazione e si deve stabilire quanto
quanto durerà, per quante lunazioni, per quante ripetizioni ogni Esatto, lunazione, in che esatto, condizioni. Cioè è chiaro che un magista serio farà le valutazioni sempre caso per caso. esatto. Bene, Sì, io proprio perché, direi sì, perché proprio alcune volte alcuni ti domandano ma perché funziona sì, funziona no, alcune volte funziona sì. È uno di questi casi proprio che se uno nasce con questo sigillo astrologico, chiamatelo poi come volete, salomonico o dell'Ida, del Marietto, perché noi ci siamo sempre stati, insomma, a sì. parte scherzi, il problema è questo, è che magari il lavoro magico è stato fatto, funziona, ma sarà spalmato su un lunghissimo tempo, giusto Inde? Sì, possibilmente. C'è anche un altro fattore da non sottovalutare, è Esatto, che è una l'altro volta, fattore che frega, vai avanti. no, una volta che un lavoro è lanciato, è lì, resta agganciato all'astrale. Mm, Dunque è impossibile fermarlo. Però, come abbiamo detto, potrebbe richiedere dei tempi non necessariamente incalzanti o brevi. sì, perché parliamoci chiaro, quando una persona contatta un magista o un esoterista vuol pagare poco e avere subito dei E subito il risultati. risultato. Non Scusate, è ho la così la magia. mascherina e quindi posso dire quello che voglio. Però lei non ce l'ha e deve stare più diplomatica. Allora il Sì. problema non è così, perché capite, c'è gente che magari per un lavoro che non farà mai va a studiare 28 anni, cioè studia tutta la vita, spende un sacco di soldi e poi ci farà un lavoro, cioè non farà un lavoro per cui ha studiato tutta la vita. Quindi figuratevi, il 90% dei lavori sono fatti di cuore. Quindi figuratevi che voi vi state scegliendo una persona che dovrebbe stare attaccato al vostro per tutta la vita e quindi è chiaro che è chiaro? No, non è chiaro. Ecco, non è Puoi chiaro, rispiegarlo, nel perché io non senso ho capito niente. che se voi spendete tantissimi soldi per fare magari una scuola che non farete mai per tutta la vita, Ah, ecco, ho capito cosa vuole dire. sì, grazie, Ve lo traduco. lei è il Ve lo traduttore di Google, traduco. esatto. Allora, noi quotidianamente vediamo gente che studia all'università, fa percorsi di studio anche carissimi, no? Investendo tempo, denaro, risorse anche familiari. E poi magari non farà mai il lavoro per il quale ha studiato e per il quale ha investito tutto questo tempo e denaro anche dei Sì, volevo dire genitori. questa cosa, ma la Ecco, mascherina me l'ha impedito. ecco la mascherina. Va bene. Dunque, se è vero in una cosa del genere, cioè in una situazione del genere, figuriamoci da un punto di vista occulto, dove Esatto. dobbiamo andare a investire magari per una persona Che starà incollato a noi tutta la che vita. dovremmo avere incollate a noi per tutta la vita. Dunque, immaginiamo che lo sforzo e la lucidità mentale Scusate, devo andare un attimino perché è arrivato un... dobbiamo aprire. Avevamo finito. Continua tu, che io. Sì, dunque questa è una cosa che dovete valutare bene perché se succede per una cosa importante come lo studio che determinerà, o almeno riteniamo così, il nostro futuro lavorativo, figuriamoci scegliere una persona che dovrebbe dividere con noi tutta la vita. Dunque è importante comprendere che sono operazioni serie che vengono fatte con la massima serietà, col massimo impegno. Abbiamo spostato Ercole che al solito si infila dove trova varchi, ecco che sta tornando alla No, è che aveva calca. anche le zampette sporche. Ah, Quindi, mannaggia, chissà dove era andato. Quindi ehm, non sottovaluti, noi, almeno noi come operatori, non sottovalutiamo assolutamente nulla, cerchiamo di guardare già con voi in anticipo esatto, sì. se vale la pena investire su una data persona, anche perché a differenza di quello che magari prospettano altri che vi portano l'uomo dei vostri sogni in 28 giorni o la donna della vostra vita in 28 Non giorni, è così che noi non funziona. facciamo queste promesse perché sappiamo non essere oneste, dunque sappiamo anche che ci sono in Le realtà tempistiche. tempistiche diverse, variabili, comunque noi le valutiamo in anticipo non solo, il lavoro che uno va a fare potrebbe essere non sufficiente e vi spiego perché. Ogni volta che noi dobbiamo ottenere un risultato pensiamo solo a costruire una casa, non è che
quando uno costruisce una casa sta costruendo la casa, cioè mette le mani, puff, casa, no? Si fanno le fondamenta, si tirano sui pilastri, si fa la struttura, poi si fanno i piani, le solette e le mura e quant'altro. Dunque si procede per gradi, si fanno Esatto. più operazioni per ottenere il risultato finale, perché per ottenere quel risultato probabilmente occorrono delle cose diverse. Vari stadi, sì. Questo perché vi dico questo? Perché siccome è tutto, torniamo indietro Torniamo indietro. al discorso Adamo ed degli Eva? astri, no, agli astri, noi Agli siamo astri. partiti parlando degli astri e di come Big influenzano Bang. anche per esempio in materia di protezione, ma gli astri noi sappiamo influenzano la nostra vita a 360 gradi, sappiamo che ogni dominatore planetario ha determinati compiti e può influenzare determinate sfere della nostra esistenza e dunque abbiamo più componenti contemporaneamente che influiscono su di noi. Pertanto, se abbiamo bisogno di più influssi o di più cose per determinare un'impresa o una giornata o un'attività, la stessa cosa probabilmente succederà nei confronti del raggiungimento di un obiettivo. Molti pensano, per esempio, faccio l'esempio più commerciale, no? Che un legamento li legherà a vita la persona che amano e che questo gli permetterà di vivere insieme felici e contenti. In realtà, probabilmente per ottenere la coppia un legamento non basta, perché il legamento lega due persone a livello astrale, ma non significa che queste due persone, ma nemmeno che succeda subito, non solo, è possibile anche che non succeda mai, cioè quelle due persone possono essere legate in astrale, pensarsi sempre, ma le circostanze della vita non permettere mai di vedersi, perché E magari può anche di dipendere... notte fare cose che non si dicono. E vabbè, No, la questo notte, bisogna però dire. magari poi nel quotidiano uno non si vive, perché nel quotidiano magari sono impediti da un punto di vista economico, hanno già delle altre relazioni, vivono in città diverse, cioè ci possono essere talmente tante circostanze che è chiaro che prospettare un risultato sulla base di un'operazione, francamente vi fate prendere in giro. Cioè, Esatto. dico... È questo che non vi dico la concorrenza. Noi siamo come i Dixani, paghi uno, ne hai due, no? Sì. Giusto? Esatto. Dunque, quello che vi voglio dire è che nel momento in cui uno intraprende un percorso occulto o che comunque cerca di influenzare determinate circostanze, deve prendere in considerazione il fatto che il lavoro può richiedere del tempo, che un vero magista vi accompagna mano nella mano all'ottenimento del risultato, dovrete compartecipare all'operazione, nel senso che il magista opera da un punto di vista occulto e voi dovete andare incontro al risultato, perché è inutile anche fare e disfare un Esatto, sacco bisogna lavorare di in cose concerto. e poi dopo aspettate che vi piovano le cose addosso, perché non è così. Non è così. Bisogna fare un passo e a quel punto si trovano poi le porte aperte che il magista ovviamente ha aperto per voi. Esatto. Però se non gli si va incontro, capito? Lei voleva dire questo qui, non mi ha detto, lascia parlare me, io ho lasciato parlare, però il concetto è questo, se uno investe tantissimi soldi per fare l'università che poi non farà mai quel lavoro lì, non può pretendere che con 4 soldi si metta a suo piede capite? Sì, Esatto. ottiene direttamente di Bisogna qualcosa. lavorare di concerto e Esatto. sputare sangue, Punto dopo sia punto. il magista che il committente, giusto? Sì, 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 E- passo dopo passo fino al risultato. Chiaro che poi ci sono alcuni esoteristi che usano magia nera e allora lì, o basso astrale, e allora lì la musica cambia, ma lì c'è poi... Ragazzi, esatto, il prezzo, il prezzo c'è a un pagare. prezzo enorme, senza contare che tutti i risultati non sudati, mi dispiace, Esatto. Dopo, non sono destinati bisogna a stare durare. lontano a queste cose qui perché poi alla fine hanno sempre un prezzo a pagare che magari uno cade nella vasca, annega, e, insomma sono piccoli esempi che nella vita ho visto. Io ho visto, Accadere. potrei raccontarvi, ve ne racconto solo uno così veloce, no? C'era un tipo che quando ero giovane io ero un astro nascente, sapete quelli che non si sa per quale motivo gli mettono sempre il tappeto rosso. Insomma, era un tipo che andava in giro con Rolex, lui avrà avuto 28-29 anni, io 23-24, e un giorno saliamo insieme in ascensore, ho un flash,
e vedo che sarebbe partito, perché lui aveva così tanti soldi, faceva tantissimi sport, no? Faceva tantissimi sport e tra cui anche il sub. Io sono uno che con l'acqua ci sta lontano e ho visto che fine avrebbe fatto, no? Però sapete, aveva tanti soldi, puzzetta sotto il naso, insomma, tante variabili a suo favore, e per la società era doc, no? Beh, morale della favola, io gli ho detto, guarda, io sono un gatto, non sapevo come dirglielo, non sapevo come dirglielo e chiaramente non gli ho fatto pagare niente. Lui mi ha guardato e chiaramente ha pensato che fossi un folle. Dopo 3 giorni, purtroppo, lui se n'è andato, ha lasciato questo piano e sicuramente è andato in basso astale. Però questo è... I suoi amici prima mi hanno preso per il fondo per 3-4 giorni. Quando è successo il fattaccio mi sono venuti a chiedere di andarlo a resuscitare. Capite? O si inizia subito un piano strategico intelligente, oppure quando la padella è rotta e la patatina è scappata, qualcosa di insomma, non è che si può arrampicarsi sui muri. Cioè, se non si ascolta il messaggio giusto, io poi ai tempi lo facevo gratis, no? Perché volevo aiutare le persone, ma mi sono reso conto che le persone, se lo fai gratis, ti prendono anche in giro perché pensano che vuoi mettere l'ego davanti al carretto. Quindi ci vuole il giusto prezzo e bisogna anche sostenere la struttura, no? Sì, ma al di là di questo, No, è importante anche, questo qua. no, questo è giusto, ci sta, ma la persona che veramente ha intenzione di cambiare qualcosa deve affrontare un sacrificio personale Certo. per dare valore a quello che sta facendo, perché altrimenti è la persona stessa a non dare un valore. Sì, se no fate come quel tipo là che gli cadeva tutto addosso, Rolex d'oro, vacanze stellari, non capiva che ha un prezzo tutto quello che gli capitava addosso. E a un certo punto avevano deciso di spegnerlo e io l'avevo visto che l'avrebbero spento. Quindi bisogna sempre dare e capire che ci vuole sangue e sudore, giusto Il? Sì, sì, tutto ciò che ci si conquista Esatto, resta. esatto. E bisogna collaborare col magista, cioè cercare di andare insieme. E Ascoltarlo, poi cioè dirgli, se il magista è valido vi darà le indicazioni migliori anche per correggere certi sì, aspetti ma poi bisogna caratteriali. poi spiegare tutto, perché ci sono persone che vengono da noi che ci spiegano il 30% della realtà, poi dopo Noi dai le scopriamo risultati, giorno per giorno esatto, e poi. dopo i risultati capiamo che non c'è detto una cosa o un'altra, magari per vergogna, magari perché pensa, chissà che cosa pensa. Cioè, quando si entra in campo magico a fare dei lavori magici, bisogna lavorare di concerto, giusto? Esatto, E assoluta sapere, ad esempio, fiducia. e dire quando è nato uno, il giorno in cui è nato, ma dirlo veramente, perché ci sono alcuni che dicono le cose a metà, no? E poi si va a finire che si scopre che quel tipo lì non gli funziona le cose perché è nato in un giorno in cui è protetto tantissimo. Va bene, Tu pensi che diciamo la che filippica di stamattina sì, io penso che la- abbiamo detto li abbiamo esauriti? sì, direi di sì. Io l'ho stancati lei, la Ciao Maria Filippi. Angel, Ciao Maria buongiorno. Angeli. Quindi capite che ci sono tantissime variabili da tenere in considerazione, ma stamattina la tematica era quella che se uno nasce sotto un influsso astrale positivo, che è come il Certo, è una sigillo, protezione per lui astrale già dalla nascita, il come una bello della mosca. diretta È bello all'aperto. di realtà aperta, c'è il rumore del vicino che sta sfondando il mano, Sì, poi di qua di là. e Beh, vabbè. insomma, la natura è fatta così. Quindi capite, cari amici, che il lavoro magista non è semplice e ci sono anche i costi. Ad Sì, esempio, una consulenza con Hilde costa 20 20 € ed è di 45 minuti, Adesso abbiamo no, abbassato. devo dire che ho bisogno di un tempo di recupero e Esatto, poi perché non ce la comunque fa. un'ora tante volte si tergiversa, inutile, bisogna andare invece Mm, al sodo. mm, mm. Ah, c'è Antonella che dice parole molto vere, ma con i tempi che corrono è difficile capire chi è il mago giusto, soprattutto in Facebook, nel mondo virtuale, e per chi non ha conoscenza vera. Tra noi può essere facile essere altro. Va bene, Eh, vediamo se clicchiamo su altro. no, No. altro ha scritto così. No, ha Ah, ragione. essere intortati. Ha ragione Antonella, Antonella hai ragione Sì, perché sì, io sì. quando sono entrato nel mondo social dovevo scappare perché ero continuamente attaccato. Gente che prendeva il mio nome e si faceva passare per me, Per te, e sì, diceva sì. di tutto e di più. Io a un certo punto, come magari qualcuno sa, sono dovuto uscire 3 o 4 volte con tanti altri nomi per il semplice fatto che ero attaccato mattina a sera. Anche perché mi ricordo, io adesso parlo per la radionica, che 5-6 anni fa un circuito lo vendevano 30 euro.
a un certo punto il marietto si è messo, non è che voleva spaccare il mercato, ma l'Italia aveva bisogno che qualcuno desse dei circuiti gratis, perché c'era tanta fame di questa materia, e c'è ancora tanta fame di questa materia, ma si capisce che in quella direzione lì non tutti potevano spendere 30-40 euro per un circuito. Allora Marietto, visto che me l'aveva detto il capitano degli Alpini, ha dati gratis e sembrava che stonasse un po'. Allora ho avuto degli attacchi di tutte le specie e di più, no? Però alla fine 1,5 milioni di circuiti sono stati dati. Questo quindi è una prova che qualcosa il Marietto e la Hilde hanno fatto. Però Antonella ha ragione, bisogna stare attenti perché in Sì. alcuni, con gli angeli colorati, vogliamoci tutti bene, ducis in fundo, cos'è che dice quella parola là? Duco Bonfine. Duco Bonfini, insomma ce n'è in giro, cari amici, che quando voi guardate queste grecore del Duco Bonfini, io quando vedo questa qui mi viene a pelle d'oca perché dico, ma questi stanno impacchettando. Alimentando egregore. Esatto, capite? Cioè, quando uno si avvicina a magia, la prima cosa che impara deve essere umile, semplice e sempre fare un passo indietro. Consapevole Se delle non forze. capisce niente, se invece vuole fare il gregge, andare a macello, sapete che le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro, no? Quindi col bel Duco Bonfine voi potrete capire dove si va a parare. Bene, detto questo, il vostro Marietto passa la palla. Io direi che 20 li euro, saluti. 45 minuti. Beh, sì, poi magari un minuto più. Sì, Vabbè. certo, era solo Allora, per noi dire che purtroppo anche le consulenze mangiano un sacco di energie. La Arrivo gente non la se ne- sera, non vi esatto. rendete conto perché Ma- noi assorbiamo, Esatto, assorbiamo sì, e perché quando trasformiamo si però. segue una scia energetica è importante, cioè Sì, si sì. prende di tutto e di più, magari quella persona sembra un santo, ma quando la testate poi col pendolino le cose... Eh sì. Bene, io direi che auguriamo ai nostri amici un buon proseguimento di Tu dici che giornata. ci saremo anche domani Vi mattina? Se Dio vuole. Sì. Siete Eh, condannati, sono cavoli vostri adesso. Sì, Adesso. domani mattina vi flagelliamo con una diretta, Con via. un'altra diretta. Allora, mi raccomando, allora, questa sera 20:30 fino alle 21:30 sul gruppo I Magici Arcieri Bertoldini di Telegram, vi Sì. aspettiamo per un'ora con noi insieme a parlare di argomenti di esoterismo e poi la diretta sul mio canale YouTube dove saremo insieme, il Marietto e io, a rispondere a una Cioè, in vostra realtà domanda sarei ciascuna. io con lei, però vabbè, Vabbè, il lasciamo Marietto stare. e io. Ho detto giusto, Esatto, sì. In ordine di importanza. Esatto. E poi, scusate, l'ultima, poi vi lascio andare perché Sì, so anch'io, che... io sto gelando No, qua perché fuori, qui mezze mi si è maniche. già raffreddato anche il caffè, no? Anche che il mio è già- Allora, il problema che cos'è? Che se proprio uno vuole fare qualcosa, la prima cosa da fare è qualcosa di propiziatorio. Sì, ma lo diciamo domani, così abbiamo un argomento. Ah, non voglio spifferare niente? No. Seguiteci perché domani ci sarà la bomba. La bomba. Va bene. Lo metto su 2 chili in più. Buona giornata a tutti. Senti, com'è che si chiude queste cose moderne? Termina. Termine, sempre termine come ieri.